Oggi che cosa state consegnando? Oggi consegniamo insalata. L'insalata arriva da Ascoli Piceno e oggi abbiamo chiamato una cinquantina di associazioni. La stessa cosa sarà per la settimana prossima e arriveranno circa mele, più o meno la stessa quantità di oggi. In questo anno di pandemia le necessità del territorio si sono moltiplicate, ma da un punto di vista organizzativo è stato necessario in primo luogo mettere in sicurezza i volontari che gestiscono le eccedenze all'interno dell'Emporio Solidale La Dispensa, garantendo distribuzioni etiche e dal mese di aprile sviluppando anche un nuovo progetto. Infatti da maggio del 2020 abbiamo sviluppato il progetto di acquisti solidali. Non bastavano le eccedenze, grosso modo le 1000 tonnellate che annualmente l'associazione distribuisce in questo anno e dalle necessità date dalla povertà non erano sufficienti. Abbiamo così avuto un aiuto da parte dell'assessorato della Regione Veneto per poter arrivare con alimenti ad oltre 1000 persone in stato di povertà del territorio del Monte Bellunese. In modo regolare sono stati effettuati degli acquisti etici per un valore alla fonte, quindi non un valore commerciale a prezzo di negozio, a un valore di oltre 25.000 euro. Beni di prima necessità, zucchero, latte, farina, biscotti, alimenti necessari per chi sta vivendo la pandemia in povertà e in necessità ordinaria. Durante i mesi di dicembre, gennaio e febbraio sono state distribuite i tir di arance che arrivano dalla Sicilia, abbiamo distribuito mele, le mele che arrivano dal Trentino, preziosi prodotti ortofrutticoli dal Piemonte, una filiera produttiva solidale e sicuramente etica. A oggi, solo da gennaio a oggi, sono 250.000 tonnellate. All'interno dell'Associazione Amici della Solidarietà, con grosso modo una cinquantina di volontari coinvolti per progetti trasversali, quindi alcuni coinvolti con l'ortofrutta, altri con le eccedenze invece di tipo alimentare o nelle attività educational, grosso modo 50 persone che vengono dalla provincia di Treviso, e attraverso l'aiuto gratuito e serio e costante di queste persone che appunto donano il loro tempo e i loro talenti è possibile arrivare a oltre 200 associazioni di tutta la regione Veneto. Arriviamo dalla provincia di Rovigo alla provincia di Belluno, che a loro volta seguono 30.000 persone. L'Orto della Dispensa è un nuovo progetto proprio per quest'anno per coinvolgere le persone che ci vengono segnalate per impiego di lavori socialmente utili. Per noi, Amici della Solidarietà, è molto importante un impiego e uno sviluppo di attività a carattere educativo, ricordando anche quelle che sono le necessità di chi forse ha avuto qualche problema e ha bisogno di rialzarsi. L'orto è un modo per vivere il senso della natura e il senso della coltivazione, l'ambiente, ed una donazione gratuita, cercando di coinvolgere volontari e persone in stato di necessità nel modo più arricchente possibile.